Tac, va in banca, questa è una rapina, tutti contro il muro, via, tutti contro il muro, prende il bottino, scappa, cade, gli cade la maschera, gli cade tutto per terra, l'hanno visto, no? Arriva dal primo, tu mi hai visto, no? E lui, sì per sé, copa, oh che puttana, tu, mi hai visto anche tu? Ma io effettivamente sì, ti riconoscerei, arriva dall'altro, tu mi hai visto anche tu? Sì, ti ho visto anch'io, copa, in fondo c'era marito e moglie. Oddio, venga, sta ferma, no? Venga, fa finta di noi, ce le vas, fa finta di noi. Arriva dal marito lì, gli fa, tu, mi hai visto, mi riconosceresti? No, che io ho una catarata, che non vedo un cazzo. Ma mia moglie ti ha visto sicuro. Grazie! Ma dopo abbiamo bisogno della collaborazione di tre ragazzi, perché quello che è andato in ferramenta, no che caporetto, delle robe vergognosissime, allenato in ferramenta, entra dentro, c'era la ragazza appena assunto, buonissimo lui, che mi dice, mi commenteresti un miei, prego, un miei, no, capito che cercare il plano, non hai capito, un miei, che scusi, il momento che cambia il titolare, forse che io non hai capito. Signor Franco, capito che non si orca e non riesce a capire. Vuol dire che mi dice, commenta un miei, c'è un miei. No, momento, io aspetti signora, non è finito. Un miei, capito, io non hai capito, strani, come acclami Bruno, magazziniere, alle 40 anni che fa il magazziniere. Allora acclami Bruno, va via che non si arriva Bruno, vecchio, magazzino. Vuol dire che mi dice, commenta un miei, arrivi come? Al bar magazine fa un pack, ti dà e sono 35 euro che paghi alla cassa. Bruno va via, lo fermi, no Bruno, com'è, scusa. Le frutte è giovane, non ha capito nulla. Io sono il titolare, ma non hai capito un cazzo, non c'è io. Tu sei venuto al magazine, tu acciaccherai, non c'è praticamente, non c'è già detto che robe là che non hai capito, e vai su un pack 35, ma ci via tu là, e Bruno, un niente. Modificato un po' e c'era questo ragazzino 15 anni che era andato in drogheria, una volta c'erano le drogherie, aveva tutto. Allora il titolare dice come Giovanni, Franco, come tu hai biondi se non che si vede, io ti faccio biondi, dopo tu impari e tu vai. Vabbè. Allora arriva la signora, buonissimo Beppi, buonissimo, c'è come mi commenta un prodotto per metà immobili, ma i due pronto signore, ma i due anzi il vetrino. No, ma io non è di metà veri, ma signore, viene dentro i mobili e il polvere è su e va ai veri e col vetrino è nei veri. Bravo Betty, giusto, grazie. A tu vedo che si fa, come ti fa vedere un'altra volta. Arriva un'altra signora, Simone, e mi commenta un prodotto per metà i veri, i due vetrini signore, ma i due anzi il pronto. No, ma io non dico, ma signore, viene dentro i mobili, i veri, e il polvere va giù basso. E va ai mobili, col pronto e mette i mobili. Ma visto che cai, grazie signor Beppi, noi la sempre le parole giuste. Boh, a tu vedete come si fa? Sì, e il bull si prepara. Le prossime tu fai tu, eccomi qua, pronto. Già tutto codificato, arriva la signora, oh c'è Pier Giove, sì, sono in capo all'estada, una mano in drogherie. Ecco, allora Fro, mi commenteresti un pack di assorbenti. Ma mi ha fatto parte il Fro, sì, un momento, va nel magazzino, viene fuori con un pacco di assorbenti, un pronto e un vetrino. Fru, non si capisce. Io bisogna che poi un pacco, sì, capisci, io mi ho domandato un paio di assorbenti, ma se mi hanno domandato un paio di assorbenti vuol dire che settimane che ha il ciclo, tacconano taccone e mette i veri immobili. Mangiate veloce. Signori, allora questa me l'ha raccontata un sacerdote. Devo raccontarla, che poi gli ha detto, no, aspettate gli ha detto, si certi che i due non si muovete, beh, ma ci fa, sono andati in pensione, ah sì, e ci fa, ma scusa, c'è stato un lavoro, perché non arrivi a fin dal mese, no? Dio buono.
Ma c'è fatto, o due le mani, o praticamente ho fatto il custode. Ma c'è praticamente io ho un gialinà con 3.500 pompoletti. Beh, viene lavoro, sì, ma c'è facile, allora il lavoro che il cane. Le mattine io viaggio il gialinà, io faccio co, e tutti che 3.100 polè e vanno fuori. Le sere, qua che voglio il sorelli, mandai dentro, ho fatto pio e vanno dentro. Ormai e sono usati. Beh, è facile, lavoro facile, no? Sì, insomma, facile, aspetta un momento che ti spieghi. Allora, le mattine io viaggio, co e vanno fuori. Le sere faccio pio e vanno dentro tutti. Sono 5 bastardi, Dio buono, che mi stiampi. E mi vanno solo dal trattore, o voi mi dal trattore e mi vanno tal morale, o voi tal morale e mi ritorni solo dal trattore, o voi perché poi solo dal trattore e mi torni tal morale, cioè pure io mi cazzi, o dici, per finire di rompere mi torno e fuori tutti che altri 3 milioni di più. Dorini! Grazie! Signori, mi do un'inedita, però devo avere la collaborazione vostra. Dovete farmi il coro. Questa non è da tanto, non è neanche sul canale YouTube che me l'ho fatto, che faccio anche lì qualcosa. E l'ho raccontata in molto, anche perché è una barzelletta carnica. Io non so se riesco a far bene il carnico, ci provo. Signori, non ci sono più preti, non sono più preti. E a Ville Santine non è più il parroco, e anche di Lauc, che sono 6 km di Signor Prevan, lui alla di famessa a di Lauc, a 11 a Ville Santine. Ma se mi fai venire ahí, alla di organizzarsi. Oh, che il cane va a di Lauc e a 11 alla già visto un famessa. Il che Tony è il Muini di Ville Santine e dice, cascuti se Prevan, ma se mi fai venire ad ora famessa anche a Ville Santine. Paccettone, io un fede, io tante fede, hai capito fede, ma sono 6 km di tornanza, e hai il dolore del mountain bike, hai capito che vengo per il mountain bike, ma non vengo per tornanza, io vengo per quel troica, che tutti tornanza, in 10 minuti sono io a basso. Che troi, prendi arbor, prendi pins, prendi class, e voi, ma ce lo fai? Io un fede, Tony, io tante fede, hai capito, ma ce lo fai? Come ti spiego? Io a dis, un col vino che finì la messa all'au, i tiri sul cotolone e i partiti per il trono. E lei che pinta niente. E comincia a sigare, pin di Dio, spostiti. Tony, e il pin si sposta. Ma roba da me poi prendi? No, io il fede. E dopo che il muretto in fondo ahí. E comincia a sigare, muretto di Dio, spostiti. E il murettone si sposta. Dopo l'estallone di Miglio, l'eglise sono arrivata lì. No, ma dove poi prendi? No, Tony, io il fede, io tante fede. Le domeniche dopo, arriva a Ville Santine il predi a famesse, Tony non l'era. E disse a Maria, Tony, non sa se prevalse che la società, no. Allora ricoverato tu invece in ortopedia in trazione. Ma c'è, allora volevo fare il troica a farlo, no? Che miseria, ma no! A Chiappa non t'ambai, di Ville Santine, e vai uno a tu invece all'ospedale a Chiatatone. Arriva in ortopedia, Tony in trazione, non pacca. Tony c'è da fare, oh, signor Blevan! E mi si fa prestare non t'ambai di venire voi. E hai fatto il troica a farlo, ma no, ma perché? Ma avevi tu fede, avevi tante fede, avevi fede che davi fede a tutti. E io sono partito in bomba. Ma certo fa, come che fa lui? Era capito al mezzo, ha cominciato a dire, pin di Dio, spostiti, pin di Dio, spostiti. E il pin si è spostato, si è plevato. Ma visto, avevi tu tante fede, dopo e il murello non so. E cominciate a dire, prendi lui però, prendi lui. Murello di Dio, spostiti! Murello di Dio, spostiti!
sollevante. E il Murray si è spostato. Ma allora Tony, allora dopo Stallone di Miglio e l'Inglese, appunto. Fuori da Stallone di Miglio, era venuto fuori un pulcino. Allora una per i bambini, via. Signori, è arrivato il 5 Udine. Diamo un premio di 1.000 euro a chi riesce a far saltare l'elefante indiano con le 4 zampe contemporaneamente. Oh, stai a sentire, attento Arriva uno, prende per la coda, la sai già, no? Non importa. Prende per la coda, un altro gli dà botte nelle zampe, un altro gli tira la proboscide dell'elefante fermo lì. Arriva un vecchietto da Feletto Umberto col motorino. Perché cerca scusi, dice che si viene 1.000 euro, sì, ora di come. Torna dopo un quarto d'ora con pala da neve così grande. Fa il giro dell'elefante, va dietro dove l'elefante non si può dire coglioni, che è una parola, le palle, dove ha lo scrotone. Il vecchietto prende la rincorsa, dà una palata nelle valle, pam! E l'elefante e vince 1.000 euro e prende l'applauso. Vecchietto, da Feletto. E il circo non si sposta per una no. Diamo un premio di 2.000 euro a chi riesce a far muovere la testa dell'elefante indiano. Facendo sì e no. Arriva uno e lo prende per la proboscide dell'elefante fermo, un altro prende per l'orecchio fermo, un altro gli dà calci l'elefante fermo, un altro tira per la coda niente. Arriva questo vecchietto da Feletto Umberto, partito 2 giorni prima, da Feletto Umberto, diamo un premio di 2.000 euro, lui arriva lì, scusi, puoi provare, ma lui è alle Udine, alle Udine, Palmignovo, Orini Cumò. Alba mia signora, torna dopo che è venuta con una scala grandissima. Poggia la scala nel fianco dell'elefante, va su, prende l'orecchia e gli dice dentro l'orecchia all'elefante: Dave, salto col corsoio, no? E lui, non ho mica relazione le pare, e vince 2.000 euro. Tutti scappano, 3 non riescono a scappare, si mettono nella casetta sulla croce, riescono a a chiamare il 118, parte il 118, parte l'elicottero, via, Ovidio Latta Lussari, prende, parte l'elicottero, poti, rumore, non parla, no? Poti, Glenone, poti, Venzone, poti, stazione della Cagna, poti, sinistra, no, che tu vas per tu tu vas a portar via, tu sbagliato, torno, poti, Valbruno, Ponteva, poti, Valbruno, poti, su Lussari, Aiaron, poti, vai ora che sono, poti, 20 persone, poti, stabilizza, poti, non rivete Nilo, poti, manda io un vericello, poti, mi raccomandi, taccai su una del monte, forse da stamattina che vi aspettiamo, aspetta. E che è successo? Che in via Podgora, che è una laterale di Viale Venezia, è morto un cavallo, signora. Ha levato un cavallo in via Podgora. C'era un casino, vede signora, chi gliel'ha detto? Suo marito? Come fa a sapere che c'è? E adesso dove è il casino c'è la Serena Orizzonti, è vero? Che ha trasformato, saranno loro invecchiate, che non arriva più, è vero? E come si pagano la retta? Non si può dire, come dice l'ordine, non si può dire. E allora è morto sto cavallo, signori, questo qua chiama i vigili del fuoco, poverino aveva un problema. Si vigili del fuoco dire buongiorno, questo qua, buongiorno. Volevo dire che chiamavamo a tanta strade, che il blocco tutto il traffico sarebbe di venire a portarlo via. Si mi dica la via che noi veniamo. Allora come lei via e po', il vigile, via Postolo? No! Non arrivava da via Postolo. Come c'era via?
via Pagora, si esercita via Pagora, passa 2 orette, si vigili del fuoco di Udine, buongiorno, buondì, o so che se siamo di prima, o volevo dire che le cavalli più ma tanta strade, come che blocca tutto entrato, poi sono i frusti sui con le bestie, e addirittura salti te pensa che si sgonfano, no? E sarei di venire a gioia. Sì, ma se lei non mi dice la mia, non posso girare per Udine, mi dica la mia, con calma, capiamo il problema. Allora, via po', via po', via po'. E il vigile di fuoco, via Poscola, no, e chiude. Passa 4 ore, si vigile di fuoco, io buon pomeriggio, e buon pomeriggio ai miei, e torni fuori i giallini, no? Questa è una chicca i miei allora cambiò di chiamare si pintata a strada come sono le vie come saranno 15-16 chians che non sanno le bestie e lei è un odore vergognosissimo, lei è divino, lei è pericoloso, no? Lei dice sì, ma signor, se lei non mi dice la via io non posso girare per Udine, mi dica solo la via, non il numero, la via, non partiamo, sì, con calma. Via po', via po', via po', e che là, via Postolo, no, chiude. Signori, arriva la sera all'imbrunire, cambio turno, vigili del fuoco di Udine, buonanotte, buonasera miei. Allora vorrei dire che lei dotta di conclami, allora cambio, allora il cavallo si mette a strada, come i piani sono le vie, lo do oltre che vergognosissimo, nauseabondo, e come non espulsa di non podestà, e come le prendi cui e mostri, ovvero di venire in bombe e disinfettare tutte le strade. Dio buono. Sì, signor, allora guardi, le passo il collega che gli spiega lui. Senti sto qua che ha rotto le balle tutto il giorno. Sì, vigile del fuoco mi dica la via, sì, allora via po'. Via po', via po', e dice, via Postole? Sì. Non potevi venire a portarlo via là, lo hai trascinato io a filare. Signori, grazie.